Tentata evasione dal carcere di Venezia finita con il ferimento di un agente penitenziario ricoverato in ospedale. Il detenuto aveva tentato la fuga durante l'ora d'aria. Domani arriva all'aeroporto Marco Polo da Bruxelles la salma di Anna Tuzzato, la 29enne di Fesso d'Artico, morta nel rogo della sua casa in Belgio. Sabato alle 15 l'ultimo saluto. La protesta dei medici in tutta Italia e nel Veneto per chiedere la difesa del sistema sanitario nazionale. Dal Veneto lanciato l'appello al Ministero e alla Regione: pericolosa deriva. Paura a Fossalta di Portogruaro per l'incendio scoppiato verso mezzogiorno in un capannone commerciale. Il sindaco invita a tenere chiuse le finestre. Rilievi ARPAV in corso. L'insulto ai politici è nella dialettica quotidiana. La Procura di Venezia ha chiesto di archiviare l'accusa contro una persona che su Facebook aveva definito porci degli amministratori pubblici. Dopo la prima fase di sperimentazione vanno ancora chiariti alcuni passaggi per l'attivazione delle paratoie che proteggono la cattedrale di San Marco in caso di alta marea. Da domani pomeriggio al via la Dunata Triveneta degli Alpini a Belluno. Antena 3 seguirà tutti gli eventi legati alla festa delle Penne Nere e domenica la non stop della mattina per seguire la sfilata lungo le vie della città. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. La cronaca ad aprire questa edizione veneziana dei nostri telegiornali con la tentata evasione che si è registrata in carcere a Venezia, finita con il ferimento di un agente che si trova in ospedale. Ma ci racconta tutto Anna Maria Parisi con Simone Merlo. È uscito da poche ore dall'ospedale San Giovanni e Paolo l'agente di polizia penitenziaria che ieri ha subito una violenta aggressione riportando diversi punti alla testa, nel tentativo fortunatamente andato a buon fine di sventare la fuga dal carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia di un detenuto italiano durante l'ora d'aria. La tentata evasione bloccata nell'area del carcere del Passeggio, con il detenuto fermato dagli agenti penitenziari tra il muro interno e quello esterno. Si è arrampicato al muro, ha spostato il reticolato che c'è ed è saltato dall'altra parte del muro. Per fortuna i colleghi della penitenziaria hanno colto l'attimo, hanno visto, si sono subito adoperati e quindi l'evasione non si è consumata, che è stato bloccato dall'altra parte del muro. Soltanto l'ultimo di una serie di episodi che hanno scandito una settimana funestata prima dal suicidio per impiccagione di un detenuto 38enne di origine tunisina, cui nelle ore successive era succeduta una violenta rivolta interna da parte dei detenuti, con infine domenica scorsa la barbara aggressione di un carcerato di una guardia, l'11ª da inizio anno. Episodi frutto di una situazione strutturale impicchiata evidenzia come al carcere Santa Maria Maggiore di Venezia ci siano il doppio dei detenuti con la metà delle guardie previste, ovvero 225 carcerati rispetto ad una capienza di 160, con un sottorganico di 90 poliziotti a fronte dei soli 70 presenti. E arriviamo a turni da 12 ore, significa che non abbiamo le forze umane e il bello ancora dovrà partire il piano ferie. C'è anche un altro problema: il servizio navale della polizia penitenziaria è ridotto all'osso proprio perché non abbiamo più personale, cioè ormai siamo arrivati al di sotto dei livelli che prevede la norma. E dopo le denunce al prefetto, i sindacati annunciano nuove imminenti agitazioni e stavolta a farsi sentire sarà la voce degli agenti penitenziari, affinché l'amministrazione centrale prenda coscienza delle difficoltà gestive che ci sono. Arriverà domani tra le 13 e le 14 all'aeroporto Marco Polo di Tessera la salma di Anna Tuzzato, la 29enne originaria di Fesso d'Artico, morta nel rogo della sua casa di Bruxelles in Belgio, dove conclusi gli studi universitari era andata a vivere trovando lavoro nel campo delle organizzazioni non governative e dove era anche impegnata come volontaria nel mondo delle coltivazioni ecosostenibili. I funerali di Anna Tuzzato si terranno sabato prossimo, 17 giugno alle 15 nella chiesa Santissima Trinità, sempre a Fiesso. Voltiamo pagina, la protesta dei medici e dei dirigenti sanitari, pericolosa deriva verso la privatizzazione, e dicono proteste in tutto il Veneto.
Manifestazioni di piazza a Bologna e Catania, assemblee e sit-in in 39 città italiane, anche a Padova. I medici hanno fatto sentire il loro grido di allarme per il futuro della sanità pubblica. Le varie sigle sindacali della dirigenza medica, ospedaliera, veterinaria e sanitaria non escludono a breve uno sciopero e lanciano un monito al Ministero della Salute. Il costante disinvestire sulla sanità pubblica porterà alla distruzione del sistema con dimissioni di massa dei medici. Noi siamo molto preoccupati che questa declinazione regionale, una manifestazione regionale, nazionale, parte dal problema che siamo sottofinanziati. Noi abbiamo una percentuale di investimento del PIL, prodotto interno lordo per l'Italia, che è appena superiore a quello della Grecia, appena sopra il 6%, inferiore di punti e di miliardi per quanto riguarda Francia, Inghilterra e Germania. Con pochi soldi è difficile dare la salute ai cittadini e questo è un richiamo nazionale a un investimento concreto per questo governo in termini di assistenza sanitaria pubblica. Stipendi bassi, turni massacranti, pochi investimenti da parte dello Stato. La sanità pubblica sta perdendo attrattività, spiegano i diretti interessati. Il sistema pubblico non è più attrattivo prima di tutto per le condizioni di lavoro. Per lo stress correlato al Covid la cosa si è acuita in maniera terribile. La problematica principale è il fatto che non si riescono a fare riposi, non si riescono a fare ferie, i weekend sono tutti occupati, il tempo possibile da dedicare alla famiglia si riduce sempre di più. Se a questo aggiungiamo il continuo confronto economico con altre realtà che sono entrate negli ospedali negli ultimi anni, ed è impietoso perché noi guadagniamo spesso la metà di quello che viene offerto ai colleghi che vengono dall'esterno, è evidente che le persone perdono amore per il sistema sanitario pubblico e cercano di trovare un sistema per poter governare il proprio tempo. La richiesta principale è di arrestare la deriva verso la privatizzazione dei servizi sanitari, investendo sul personale per arginare le liste d'attesa e per tutelare il diritto alle cure. Un maggior finanziamento pubblico per quanto riguarda il servizio sanitario nazionale e di conseguenza anche di quello regionale, un miglior adeguamento delle strutture, migliorando la rete ospedaliera, ovviamente l'altro aspetto molto importante è l'incremento del numero dei dirigenti, sia medici e anche degli infermieri. Torniamo alla cronaca. Paura Fossalta di Portogruaro per l'incendio scoppiato verso mezzogiorno in un capannone commerciale usato come magazzino per i negozi tutto €1 di Bibione. A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti che hanno sentito un odore acre di plastica bruciata provenire dalla zona di Via Manzoni, non distante dall'abitato di Villanova. Dalla centrale operativa dei vigili del fuoco di Mestre hanno inviato sul posto diverse squadre. Il sindaco nel frattempo ha emesso un'ordinanza per invitare a tenere chiuse le finestre delle case. Rilievi sono in corso da parte di ARPAV per l'alta e densa colonna di fumo che si è sprigionata all'esterno. Sono in corso le operazioni di bonifica dei vigili del fuoco, la messa in sicurezza della struttura e l'indagine sulle cause delle fiamme. Giancarlo Marigo, il padre dell'11enne di Mirano che sabato ha perso la vita dopo essere stato investito in sella alla sua bicicletta, chiederà all'autorità giudiziaria di disporre una consulenza tecnica cinematica per ricostruire, valutare e accertare cause e responsabilità del drammatico incidente. Nessuna caccia alle streghe, ha detto, lo facciamo per puro senso di giustizia, per la memoria di Andrea e anche per rispetto dell'immenso dolore provato dalla nostra famiglia. Voltiamo decisamente pagina. L'insulto ai politici nella dialettica quotidiana a tal punto da aver perso forza lesiva. Così la Procura di Venezia. La Procura di Venezia ha chiesto di archiviare l'accusa contro una persona che su Facebook aveva definito porci degli amministratori pubblici. Questo perché ormai è consueto l'insulto ai politici nella dialettica quotidiana, a tal punto da perdere la forza lesiva e ridursi ad un ordinario metodo attraverso il quale criticare la loro azione. Il giudice si è riservato di esprimersi nei prossimi giorni. I fatti si sono verificati in un comune del Veneziano, ma fanno discutere ovunque, compreso nel capoluogo, dove proprio oggi c'è consiglio comunale. Oltre che politico di lungo corso, Gianfranco Bettini è anche sociologo. È un esercizio difficile tenere l'equilibrio fra garantire il mio diritto di dire anche con forza quello che penso di una persona, di una situazione e l'evitare che vada oltre. Sfoghi che certo possono essere a volte molto fastidiosi, molto irritanti, a volte anche pericolosi quando
aizzano alla violenza, per esempio. Attacchi, se non addirittura offese e minacce via internet, sono fenomeni tristemente diffusi da parecchio tempo. Ermelinda Damiano, da 8 anni presidente del Consiglio Comunale di Venezia, racconta la sua esperienza. Appena eletta nel 2015 ho ricevuto i peggiori insulti che potessero essere attribuiti a una donna, insulti anche personali. Sono andata avanti dritta per la mia strada cercando di dimostrare con i fatti quello che potevo valere come persona e come amministratore. Giovanni Giusto è delegato alla tutela delle tradizioni e con la sua rubrica di storia veneziana totalizza centinaia di migliaia di visualizzazioni e commenti. Parlare di cultura lo mette solo parzialmente al riparo. Ci sono quelli che entrano in alcune discussioni anche piacevoli soltanto per andare a destabilizzare. Questi entrano in merito esclusivamente per invidia. Quasi sempre l'invidia la gioca alla grande. Quindi non badiamoci, io nemmeno rispondo. E a proposito di vita amministrativa, il gruppo consigliare di tutta la città insieme ha presentato un'interrogazione sull'allestimento del padiglione Venezia alla Biennale di Architettura. Nel padiglione si illustrano progetti del Comune a partire dal 2015. La Biennale in questo caso viene utilizzata forse come veicolo per pubblicizzare quelle che sono le scelte dell'amministrazione. Allora ci si potrebbe chiedere se è quella la sede e l'istituzione è quella corretta per fare propaganda elettorale. Il titolo della 18ª Mostra Internazionale di Architettura è Il Laboratorio del Futuro. Quello del Padiglione Venezia, secondo il gruppo consiliare di tutta la città insieme, potrebbe essere: dove finisce l'istituzione e dove comincia la politica? Si parte dalla pianta stupenda di Jacopo de Barbari e si salta al 2015 e dal 2015 ad oggi al futuro. Quindi sostanzialmente Venezia viene considerata come la grande storia che arriva fino al 1500, poi sostanzialmente sparisce la storia di Venezia e ricompare nel 2015 miracolosamente grazie all'opera di questa giunta. Per l'allestimento del padiglione Venezia sono stati assegnati 100.000 euro a IUAV e Ordine degli Architetti. In un'interrogazione a risposta scritta, tutta la città insieme chiede al Comune quali siano stati i criteri e le modalità di assegnazione del progetto e come mai il racconto delle trasformazioni urbane in Comune di Venezia sia stato fatto partire proprio dal 2015. Sembra, vista così, il resoconto di un'attività amministrativa di un po' di anni in cui si vedono alcune realizzazioni, la più importante del quale è il cavalcavia davanti a Fincantieri, opera utilissima ma insomma un'opera stradale, ecco, necessaria. E poi molti progetti, tra cui spicca, in senso proprio, anche la torre San Marco, con i suoi 60-70 metri, che ha tutto il quartiere contro. Nell'esposizione ci sono anche il Bosco dello Sport, il cui finanziamento è stato bocciato dalla Commissione europea, la piastra sopra la ferrovia di Mestre, che non è ancora stata presentata in giunta, il nuovo quartiere negli ex cantieri ECTV di Santa Elena. Restiamo in città. Dopo la prima fase di sperimentazione vanno ancora chiariti alcuni passaggi per l'attivazione delle paratoie che proteggono la cattedrale di San Marco in caso di alta marea. Il primo procuratore di San Marco chiede attenzione alle istituzioni. Con l'arrivo della bella stagione il problema dell'acqua in Basilica San Marco è un tema che non può essere nemmeno momentaneamente messo in secondo piano. Lo dicono le vizie del meteo anche di questi giorni. Il primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserini, è fiducioso e come sempre sulla breccia. Ci sono voluti 3 anni che si poteva fare molto prima e adesso vanno rifinite le cose perché la parte che si è completata non è al 100%, no? E all'interno di queste ci sono delle posizioni che vanno ridefinite da parte dei 3 che hanno fatto il lavoro, quelli che hanno messo i soldi. Io faccio sempre riferimento a questi che sono quelli importanti. Mancano però ancora alcuni passaggi di chiarezza. Tutto si compirà quando la posizione affidata al resto, in particolare delle 2 piazze di San Marco, che ha bisogno di essere portato ai 110-115. Verranno effettuati anche da parte della Procuratoria di San Marco molti altri lavori all'interno della Basilica. Ci metta finalmente nella condizione che tutto possa funzionare
e che anche in condizioni un po' pericolose siano mia certezza che finalmente all'interno di San Marco e fuori della realtà di San Marco tutti possono stare tranquilli. Ritorniamo a Venezia, ma dopo la pubblicità. A fra poco. Di nuovo in diretta con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali, presentata l'opera dell'artista giamaicano Emmanuel Pratt, che rimarrà fino a fine dicembre negli spazi di Forte Marghera. Così la 18ª edizione della mostra internazionale della Biennale di Venezia vivacizza anche la terraferma e tutta la città metropolitana. Si intitola CAORD, nome che rappresenta una crasi tra le parole caos e ordine. Due opposti ben sintetizzati dall'installazione dell'artista giamaicano Emmanuel Pratt, presentata da Sweetwater Foundation e ospitata a Forte Marghera, negli spazi della polveriera austriaca. Con quest'opera, che rimarrà a Forte Marghera fino a fine dicembre, la 18ª edizione della Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia si allarga, coinvolgendo anche tutto l'entroterra veneziano. L'inaugurazione ha la presenza della direttrice della Biennale Architettura Leslie Locco, del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e del presidente della Biennale Roberto Cicuto. L'idea è quella di intervenire sui luoghi che io ritengo i luoghi della vita delle città, che sono luoghi periferici rispetto a un'idea internazionale del centro di Venezia come centro del mondo, ma proprio qui a Forte Marghera si capisce il rapporto tra la città d'acqua e la città di terra. Forte Marghera era un luogo fortificato che serviva per difendere Venezia dagli attacchi nemici. Sulla rigenerazione di Forte Marghera ha puntato forte nel suo intervento il presidente della Biennale Cicuto. Un luogo dove ho visto famiglie, persone e artisti fondersi, ed anche un luogo dove si svolge il lavoro vero, perché ci sono dei laboratori, dei luoghi dove istituzioni culturali come la Fenice vengono utilizzate in questo posto, e anche la Biennale da anni, durante le mostre d'arte e di architettura, ospita un artista. Veniamo a noi e alla nostra programmazione in diretta su Antenna 3, tutti gli appuntamenti della 3 giorni dedicata alle penne nere della Dunata Triveneta di Belluno. A partire da domani, con l'inizio ufficiale del raduno, le prime immagini e le testimonianze raccolte dalle nostre telecamere in diretta, poi da sabato mattina sul Nevegalla dalle 9:30 per seguire l'alzabandiera, e poi dalle 10:30 la Santa Messa in onore ai caduti, celebrata dal vescovo di Belluno Feltre Renato Marangoni. La diretta continuerà sabato a partire dalle 21 dopo i nostri telegiornali per raccontare la serata alpina bellunese tra cori, canti e ricordi dei nostri alpini. Sarà infine la sfilata delle penne nere, la giornata di domenica. Il clou a chiudere questo weekend dalle 7:30 del mattino fino alla fine dell'evento, i riflettori di Antenna 3 per raccontare le emozioni della festa, quindi una serie di appuntamenti da non perdere qui rigorosamente in diretta su Antenna 3. Da Venezia è tutto anche per questa edizione, vi lascio al meteo, buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Si afferma gradualmente sull'Italia l'alta pressione, ma attendiamoci ancora una locale variabilità. Il dettaglio di venerdì 16 giugno. Sul Veneto sarà soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso. Di pomeriggio nuvolosità in aumento a partire dai monti, dove saranno probabili i consueti temporali in locale estensione fino alle pianure limitrofe. Di sera rasserenamenti. Temperature in locale aumento, minime tra 12 e 18 gradi, massime sui 25-28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso bel tempo con cielo in prevalenza sereno. Nel pomeriggio rovesci sparsi sui rilievi e sulle zone limitrofe. Potrebbero essere anche forti.
Temperature minime tra 13 e 18 gradi, massime sui 26-27 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato, ma non sono esclusi, come vediamo, anche dei brevi rovesci. Temperature minime intorno ai 14-15 gradi, massime sui 27-28 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.